Dopo aver espugnato i campi dell'Aquila e di Padova, il Sanson Rovigo, tenuta scura, è passato anche al Flaminio di Roma mantenendo il passo di una marcia senza tentennamenti. A meno di imprevedibili cedimenti, i rodigini sembrano destinati a coronare con successo la corsa allo scudetto, sfuggito loro per 2 anni consecutivi sul filo di lana. Contro l'Algida i veneti hanno confermato l'efficacia del loro gioco che si basa su limitati schemi correttamente eseguiti, reparti omogenei ottimamente collegati. In svantaggio su prodezza iniziale dell'estremo romano Caligiuri, autore di un calcio di rimbalzo da posizione impossibile, i rodigini hanno prima pareggiato per passare poi in vantaggio su calcio di punizione di Bettarello. Una meta tecnica concessa per ostruzionismo operato ai danni del veloce Osti lanciato in meta fissava il risultato del primo tempo in loro favore per 12-3. Nella ripresa i rodigini hanno subito la pressione dei romani, tesi al recupero del risultato con una cecità di manovra che faceva indispettire quanti speravano in una loro vittoria per ridare al campionato una patina di incertezza. Superiori nelle mischie chiuse, i romani hanno avuto un gran numero di palloni buoni da giocare, ma la loro linea arretrata ha messo a nudo una totale mancanza di fantasia e, peggio ancora, una ostinata disposizione all'errore. Vero è che i rodigini, pur compressi, hanno giocato con calma ammirevole, correndo ad arginare sul nascere ogni incursione, a tamponare le rarissime falle provocate da sbadati attaccanti. L'Agida Roma ha avuto nel finale momenti di autentica supremazia, ma la occupazione del campo avverso risultava infruttuosa. Gli assalti affannosi delle linee arretrate non riuscivano a scalfire la barriera dei veneti. In loro soccorso, per la verità, veniva anche la fortuna, per l'insospettata pervicacia nel fallire la mira da parte di Ponzi, incaricato di battere i numerosi calci piazzati per i romani, ormai relegati nella parte bassa della classifica.